Dobbiamo prendere questi ladri, assolutamente, dare sicurezza ai nostri concittadini. Abbiamo già dato importantissime risorse con uomini e forze nuove all'interno, con mezzi. Chiaramente sarà mio impegno intervenire con la ministra Lamorgese per indicare l'assoluta priorità di questa zona del nostro paese, del Trevigiano, perché assolutamente questi furti non ci devono essere. A stretto giro arriva l'impegno del ministro veneto Federico D'Incà a farsi portavoce della situazione con la collega Lamorgese all'interno, un asse con i sindaci dopo le dichiarazioni di ieri del presidente ANCI Mario Conte, intenzionato a scrivere al ministro per chiedere un rafforzamento dei servizi sul territorio. Intanto già da questo pomeriggio da Mestre sono arrivate le squadre di intervento operativo del 4° battaglione Carabinieri del Veneto, risorse che andranno ad implementare il dispositivo complessivo già rafforzato dalla notte di domenica, quando l'imprenditore Miotto con la famiglia fu sequestrato in casa da una banda di malviventi. Squadre addestrate con particolare capacità nel pattugliamento in contesti urbani e rurali, nel controllo di esercizi pubblici e delle arterie viarie ritenute strategiche. Le indagini sulla rapina alla villa di Miotto e sulle successive intrusioni, la villa dell'imprenditore Nicola Joll, la residenza del banchiere von Fürstenberg, continuano da parte del nucleo investigativo del comando provinciale di via Cornarotta. Da lunedì operativa anche un'ulteriore squadra di intervento operativo tra Mogliano e Preganziol, consentirà un pattugliamento H24. Martedì intanto in prefettura un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza. Entro quella data potrebbe essersi già mosso qualcosa e Roma aver autorizzato un dispiegamento di forze di polizia a supporto delle forze dell'ordine ora sul territorio. Le persone devono vivere in sicurezza nelle loro case.